Bene ragazzi, tutto il comandone veneziano, siamo alla settimana internazionale Coppie Bertali. Hai carte bene in questa gara, va bene? Ottiene posizione durante una fuga per almeno 30 km nei 60 finali. La vedo un po' dura. Ok. It's a Broadway. Bene raga. Provo a fare qualcosa, ma vedo un Kume già abbastanza stanco, Non riesco neanche ad andarmene. In questa salitina, no, è proprio impensabile. Siamo abbastanza scandalosi. Vediamo il Kume cosa può fare, se può dare una piccola... No, non sto in piedi, fiori. Attacco del Kume, un attacco bellissimo, direi. Niente, non sono riuscito a fare l'esposizione, non sono mai riuscito a partire via, a fare una fuga, quindi possiamo anche andare veloci. Non sono queste le nostre tappe. Vabbè, ciao. Proprio un Kume vergognoso. C'è la cronometro a squadre. Vai. Ci teniamo. Non sono molto forte in pianura, quindi 10 secondi, va. Vediamo cosa riusciamo a fare, ma la vedo abbastanza dura in questa crono cumendiana. Guarda che belli che siamo. Pa-pa-ra-pa-pam, pa-pa-pa-pa. Vai, vai, come tira, come. 10 secondi di passione. Recupera, Cube, recupera. Devi recuperare, Cube. Boh. Finisce. E siamo... Quinti, che bello. Un quinto posto eccitante. Sesti, settimi, ottavi, mamma mia, noni, decimi, guarda che bello, guarda che bello. Risultati. Vai raga, proviamo a tirare. Siamo tutti abbastanza qua. Proviamoci cazzo. Ce la fai come? Mancano pochi chilometri. Proviamo a spingere perché Fioi... Forse mi sono dato troppa spinta per 99. Vediamo, è troppo, troppo. Non è un arrivo che ti permette di fare grandi cose. Aspetta, ho anche la cosa scarica, porca miseria. Ho le cuffie scariche, raga. Vabbè, non è andata benissimo, datemi un secondo. Top 20? Neanche, forse. Neanche top 20, che bello. Raga, ho fatto la quinta tappa, sono arrivati 18esimi, una stra indietro. È stata una settimana internazionale Coppa e Bartali un po' così. Sinceramente siamo ancora scarsi, perché cerco di fare robe veloci qua. Non dico di saltare tutto, però ha poco senso far vedere, diciamo, il Cume staccatissimo così. Alla fine arriviamo nella totale 38esimi. Giovani 15esimi, vai. Chiaramente non ho fatto molto. Qualche punticino irridato arriva, però godo. Qua si è incazzato, ma
Non rompere i maroni, vecchio mio. Bellissima sta cosa, meteo ostico praticamente per le prossime giornate, temperature basse e piogge, ridurremo un po' il carico per evitare le malattie. No, vabbè, gli obiettivi sono la priorità, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Qua con gli allenamenti come siamo messi? Ok, siamo messi a... Ok, da qua devo ricominciare. Ok, raga, passiamo al livello 4 e possiamo sfruttarlo per un punto di abilità. La corsa a tappe, scalatore. Resistenza. No, da fare corsa a tappe per il momento. Ok, mi manca un punto da sfruttare e sfruttiamo anche questo. Perfetto. Dai che ci siamo. Siamo ad aprile, già siamo a livello 4. Ci sta. Bella raga, siamo al giro ciclistico della città di Reggio Calabria. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, 25 km in testa. Adesso siamo stanchi ovviamente di aver fatto questo, non abbiamo niente altro da dire. Stiamo migliorando bene come parametri, però è chiaro che queste gare qua non sono per noi, dobbiamo fare esperienza, mettere minuti e, e forza nelle gambe e basta. Allora ragazzi, qua abbiamo Giro dell'Appennino, Genova-Lucca. Qua possiamo puntare alla vittoria, alla vittoria, una gara singola. Non siamo messi malissimo, eh? Siamo nel gruppone di 24, siamo nel peloton. Adesso dobbiamo capire se c'è margine, Fiori. Cerchiamo di non... No, stiamo perdendo, niente da fare. Stiamo già perdendo comunque. Il treno, ti prego non perderlo come. Ti prego non perderlo. Mettiamo adesso il gel. Il pelotone di 18 persone. Mamma mia. È un peloton duro. Ci sono 3 dei nostri. Più il Cume 4, quindi la squadra è forte. Dopo abbiamo la discesa acrobatica. Mamma mia, dai, come che puoi far bene. Comunque i parametri ci sono, ragazzi. 75, 75 più uno di bonus. Dai, Cume. Regalaci il The Dream. E adesso, tra poco, inizia la discesa acrobatica del Cume. No, come non crollarmi adesso, che abbu... No, guarda, come quando crolla così mi sta sui coglioni, però. Proprio alla fine sta crollando della salita. Prego, team bot, non posso fare la discesa acrobatica perché? Siamo a un meno, cazzo, siamo a 49 secondi. Vai, come buttati. Il Kuma sta provando la discesa acrobatica per rientrare. Sta rischiando il tutto per tutto, veneziano. Per arrivare comunque con i top. ...41 secondi, però sono tanti, ecco, vorrei fare un'impresa. Mamma mia, Polaga qua, che due palle. Adesso però è difficile recuperare nel piano perché siamo in pianura, siamo scandalosi. Folly behind. Niente, proprio non ghiaffemo. No, siamo proprio cotti, siamo. Ahimè, siamo cotti. Purtroppo ha fatto il possibile, raga, ma le dura, le dura.
Siamo a Genova, siamo. Foratura per il Reno. Abbiamo un bel vantaggio sulla 4, non so se riusciamo ad arrivare in top 5 almeno. Ma la vedo dura. Purtroppo non recupero, cazzo. Tanto i primi sono già arrivati praticamente. Sì, che top 5. Niente da fare. Mamma mia. Che cesso, che cesso. Arriviamo 15esimi, evviva. Mamma mia, siamo ancora pippe atroci però, eh. Sono proprio crollato nell'ultima salita. Così, raga, purtroppo è così. Verità, 15esimo posto a 19 anni ci può anche stare, però. Vedo che il gioco è pesantino, ho anche abbassato qualcosina contro la densità dei tifosi. Però è così. Ma il gioco è pesantino, però. Prima o poi sto upgrade lo devo fare. Dai, 15esimi, vediamo se. Non problema, ragazzi, non potevo fare sta cosa, se no morivo ancora. Cioè, voglio anche fare qualche classifica, cacchio. Ragazzi, classica di Andorra, finisci tra i primi 15. Sono messo malissimo al 50% della fiducia della squadra perché non ho più gareggiato per 2 mesi, cioè non mi hanno dato più gare, si stronzi. Per i quali non posso cappellare qui ad Andorra, Ad Andorra vogliamo la gloria. Sì, no, ma non essere l'ultimo per Okume. Mi tocca andare su. Ecco. Ho anche una bella forma, madonna, super forma, Qua possiamo far bene, Qualcuno può dominare la scena. Veramente in una classica molto molto difficile, Voglio stare un po' davanti, però non mi fido. Speriamo ci siano dei super big. Corridori. Vabbè, tanto. E dobbiamo pensare a noi. Pensiamo a noi, Cube. Pensiamo a noi, mamma mia. Sono salite veramente toste, però poi la salita finale è bella incazzata. Qua è la prima volta che abbiamo un obiettivo proprio specifico. Top 15. Stammi un po' davanti, Cube, però perché siamo presto a perdere il ritmo. Vediamo il gruppo quando cioè il gruppo secondo me si spaccherà in due tra un po', perché sono tante salite difficili. Le dure, le dure. Purtroppo ci siamo un po' staccati, non siamo distanti, però dobbiamo cominciare. A darsi una svegliata, fiori. Se vogliamo puntare a qualcosa di nobile dobbiamo un po' darci una svegliata. Ok, stiamo riprendendo anche lui, ce ne sono due davanti, E adesso inizia il salitone finale. 50 secondi, i primi due. Vai come? Siamo in 9. Il gruppo è là, tra un po' devo partire però, perché qua possiamo far bene, però la forma c'è.
Perché Tonelli a tirare? Quanto ha Tonelli? Tonelli è più forte di me. Attenzione, qua partono. Qua partono, signori. Tonelli è senza... Attenzione, il Cume ci prova, signori. Primo scatto vero della carriera cumendiana. E il Cume ci prova, cazzo. Il Cume ci sta provando. Non è facile. Siamo a 35 fottutissimi secondi. Ancora Veneziano che ci prova. Voglio riposarmi un attimo perché tanto il primo posto è andato, secondo me. Il primo posto l'è bello che è andato. Stanco il Cume. Non abbiamo ancora le capacità. Peccato. Però probabilmente arriviamo terzi. Forse arriviamo a podio, forse. Un chilometro manca, però mamma mia, stiamo soffrendo tantissimo. Non che facciamo mica, secondo me. Vince Spagnolo della Cruz. Dai, 53 secondi. Dai, un bel terzo posto. Comunque un podio che è fondamentale per la carriera. Primo grande risultato, un terzo posto che godo. Mamma mia, non me l'aspettavo. Dai, bene, bene, eravamo molto in forma. Questo ci ha aiutato. Terzo posto, volevamo la top 15. Qua prendiamo bei soldoni. Questa bandiera bianca è la Russia, ovviamente. Me lo godo sto terzo posto. Non abbiamo ancora ovviamente le capacità per vincere, però dai. Davide della Cruz, l'irlandese Eddie Dunbar e veneziano guarda, terzo. Non c'era nessun bestione. Uno di quelli che conosco io perché ce ne smorsavo molto meno rispetto a una volta. Però è stata una bella impresa, dai. Finalmente, settimo Tonelli comunque, quindi grande prova di squadra anche. Bravo Cuba. Arrivano gli ultimi, con un ritardo di abbastanza colossale. Forse questo è l'ultimo. Ok. Vabbè, ciao. Risultati, il podio non serve, che prestazione del Q, però yes! Quanto godo. Attenzione che qua, raga, siamo quasi a livello 5. Eccezionale, guarda come saliamo! Quanto godo, quanto godo. Eh no, siamo... mamma mia. Ora sì che si ragiona. Stiamo già diventando belli forti, eh? L'allenamento funziona. Ok. Carisma. Facciamo questo intanto, voglio fare questo. Ok. Bene, bene, siamo 5 giorni, abbiamo il campionato, cos'è? National Championship, questa sicuramente non è la nostra gara. Raga, ci siamo. Obiettivo top 3. Io qua lascio in automatico, però chiaramente ho portato a più 2 il Cume, quindi questo è il mio, diciamo, punto forte. E l'ho allenato proprio su questa gara, nel senso fai bene, allenati magari meno in montagna, meno in corsa tappe, ma tutto a cronometro e appunto focus sul tappone. Possiamo andare anche più veloci, tanto non è che dobbiamo fare chissà che. Vediamo al primo intertempo.
Siamo primi, ragazzi, calma. Però già campioni nazionali mi sembra stracciatella, eh? Per carità. L'ho allenato bene il ragazzo, siamo primi anche qua. Attenzione. Cioè, siamo primi, raga. Non ci voglio credere. Raga, l'abbiamo allenato bene, sono stronzone però, eh. Porca miseria, divento campione nazionale a cronometro. Prima volta nel primo anno, eh. Guarda come me le bacio. Bravo, molto erotico. Primi e secondi, ragazzi. Che bestie. Questa è una vittoria pesante, però, eh. Però era prevista, era top 3, volevano, quindi non ho parole, raga. E qua arriva la prima vittoria. Vittoria corso di un giorno. E arriva, siamo campioni nazionali a cronometro. Io non ho parole, 19 anni, penso sia un bel risultato. Cazzo, prima volta il primo anno. L'ho allenato bene però, dai, il porco. Allora, vediamo mia squadra. Veneziano, Madonna, dai, 577esimo ci sta. Vittoria, ne abbiamo una. Abbiamo one vittoria. Grandissimo Cume, cazzo, grandissimo, ottimo. Raga, ci salutiamo qua con questa impresa. La prossima è... Vabbè, questo però, ecco, non credo di essere favorito nel campionato italiano in linea. Però, intanto ci siamo vinti la cronometro più un terzo posto ad Andorra. Signori, il Cume sta tornando prepotentemente. Raga, alla prossima. Ciao!